Cari telespettatori, siamo in diretta e parliamo, su anche vostra richiesta, anche di diversi veneziani dell'area veneziana che ci hanno telefonato e so che ci ascoltate, di formazione professionale, quindi di tutto quello che è importante fare e conoscere anche, che si svolge nella provincia di Venezia, che è la prima per centri di formazione professionale a livello regionale, per poter crescere, per potersi garantire anche una qualifica professionale che dia la possibilità di un impiego. Poi vediamo le modalità, come si può trovare, ritrovare, recuperare un'occupazione, un lavoro. Lo facciamo parlando con l'assessore al lavoro e alla formazione professionale della provincia di Venezia, Paolino Danna. Ben ritornato qui con noi, assessore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie di essere qui, anche se è indaffaratissimo perché il momento non è facile. E poi parliamo anche con il direttore dei centri di formazione professionali provinciali, Nicola Boscarato. Grazie anche a lei di supportarci, tra l'altro preside degli istituti. E cercheremo di capire quali sono gli ambiti che vanno di più, quali sono le strategie che sono state adottate, gli incentivi e anche i recuperi strutturali molto importanti che si sono svolti nel territorio. Quindi opportunità per chi, come, in che termini, su che cosa formarsi o riformarsi. Assessore, vediamo i numeri che sono interessanti perché l'abbiamo detto prima, provincia di Venezia. Beh, innanzitutto io devo dire che 4 anni fa circa purtroppo la Regione Veneto ci dà una notizia bruttissima, direi, dove dice noi dobbiamo tagliare i centri di formazione della nostra regione. Parlo chiaramente quelli pubblici, quelli che vengono gestiti dalle province, dalle nostre province, dalle province della regione Veneto. Personalmente io non ero d'accordo, non sono stato d'accordo e credo che la giunta di Venezia, la giunta guidata dalla dottoressa Zaccariotto, dalla Francesca Zaccariotto, da subito portai in giunta l'argomento molto pesante, perché dal mio punto di vista la formazione professionale per i giovani è ed è fondamentale. E quindi abbiamo come dire, creduto fortemente ai nostri 3 centri di formazione professionale, uno è a Marghera, l'altro è nella zona orientale, San Donà di Piave, e l'altro a Chioggia. Poi c'è il nostro direttore che vi spiegherà dettagliatamente cosa fanno questi 3 centri di formazione. Io vi dico che invece come giunta, quindi la parte politica, abbiamo voluto fortemente i nostri centri di formazione professionale e abbiamo investito di nostro, quasi 2 milioni di euro all'anno per mantenere i nostri centri di formazione. Il risultato? Beh, il risultato è stato eccezionale, io direi. Peccato che ce ne sono solamente 3, perché chiaramente noi dobbiamo ricordare che questi giovani, e anche i meno giovani, perché i nostri centri di formazione professionale accolgono chiaramente i ragazzi in età che vanno a scuola, carriera scolaresca, ma soprattutto anche corsi rivolti a gente, a persone, a cittadini che hanno come dire, una certa età, che hanno perso il posto di lavoro e quindi non sanno nemmeno come muoversi. Il risultato è stato eccezionale, ripeto, e oggi possiamo dire che la scelta che abbiamo fatto 4 anni fa è stata una scelta coraggiosa, ma una scelta giusta che ci sta dando oggi degli ottimi frutti. Ecco, come mai c'è stato anche questo puntare, credere alla formazione? Perché noi anche forti di tante testimonianze di telespettatori, quando abbiamo accennato a questi argomenti, abbiamo cercato di parlarne anche in studio, sono rimasti molte volte delusi, cioè hanno fatto questa formazione però superficiale, non adatta poi veramente a quello che chiede l'azienda, non hanno trovato un reimpiego e quindi c'è stato un po' un allontanarsi dalla formazione tout court. Invece voi avete avuto dei risultati, ci avete creduto, ci avete investito, nonostante la regione poi si sia tirata indietro e quindi vi abbia lasciato anche un po' così. Sì, io credo che la formazione deve essere fatta da gente competente innanzitutto, da gente seria e non solamente per arricchirsi, lo so, lo dico perché è vero, purtroppo succede anche nella nostra regione, solo per arricchirsi, per fare il corso di formazione rivolto a 20, 30, 40 persone in quel momento, che semmai privatamente pagano anche dei fior di soldi, perché i nostri chiaramente è pubblico, quindi i ragazzi non pagano nulla, è chiaro, è normale, non pagano nulla,
però devo dire che sono gestiti e abbiamo dei docenti validissimi e soprattutto noi cerchiamo di fare di questi corsi sapendo che poi dopo, parlo Chioggia, parlo settore alberghiero, sapendo dove poi trovare anche una collocazione a questi ragazzi. È importante avere quella sinergia, no? Tra il centro, in questo caso di Chioggia, ma di Marghera o di San Donato di Piave, con le realtà del territorio. E qua è importante anche la sinergia che devono fare appunto, in questo caso il nostro direttore, ma chiaramente avere una sinergia col territorio, e quindi la collaborazione con tutti gli enti, la collaborazione con l'ASCOM, la collaborazione con le associazioni di categorie che sono fondamentali, cioè dire noi abbiamo ragazzi che fanno questo tipo di corso. Okay. Visto che non siamo ancora arrivati, io 5 anni fa quando ho incominciato questa avventura in provincia di Venezia, ormai l'abbiamo quasi conclusa perché siamo al 5º anno, e ho cercato disperatamente di fare sinergia con le associazioni del mondo industriale, quindi con gli industriali, con le associazioni di categoria per capire, visto che noi si gestiva 3 centri di formazione professionale, per capire il futuro, fra 1 anno, fra 2 anni, fra 3 anni, cosa il mercato poteva offrire. E non siamo riusciti a fare questo tipo di sinergia. Lo posso dire tranquillamente, non per colpa della responsabilità nostra, noi abbiamo fatto, meno da parte mia, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, purtroppo c'è stata una mancanza anche forse di, non so, egoismo, paura che potevano perdere la propria, no, realtà, invece no, dobbiamo guardare avanti, è una crisi, ormai l'abbiamo detto, ridetto, è una crisi massacrante che però va cambiata e dobbiamo reagire noi, anche facendo squadra in questo caso. Assolutamente, poi parleremo anche dei dati occupazionali, Certo. che lei ben dispone. Direttore, allora vediamo ad entrare a scoprire questi centri di formazione, queste eccellenze quest'anno in modo particolare per i più giovani. Voi in passato avete fatto anche per gli over, Sì. giustamente, quindi c'è stata questa opportunità che esiste, perché non scoraggiamo gli over che ci seguono, che in provincia di Venezia sappiamo che molti hanno perso anche l'occupazione. Ma cosa è successo quest'anno che vi ha dato anche, che vi ha sorpreso? Sì, allora innanzitutto introduco un attimino il discorso di cos'è un centro di formazione. Un centro di formazione è ovviamente una scuola dove si viene ad apprendere un lavoro, ma il lavoro si apprende sia quando si hanno 14 anni, sia quando se ne hanno 20, sia quando se ne hanno 30, e purtroppo negli ultimi anni abbiamo visto anche chi ha 50 che magari viene messo sul mercato del lavoro perché perde queste situazioni occupazionali, insomma, e viene a reinventarsi un mestiere o a aggiornarsi o proprio a cambiare settore. Ecco, e quindi noi lavoriamo nei centri di formazione con tutta questa fascia, con tutta questa gamma, naturalmente trattato in maniera diversa, quindi i ragazzi, i minorenni che hanno un percorso, i ragazzi tra la fascia tra i 18 e i 30 anni che ne hanno altri e poi le persone adulte che ne hanno altre ancora. Noi quest'anno, oltre alla fascia della formazione iniziale che come dire, è il nocciolo duro che manteniamo sempre, abbiamo puntato per la formazione per adulti più per la formazione per i giovani. Abbiamo visto un po' le statistiche ci dicono che la disoccupazione giovanile in Italia e anche nel Veneto purtroppo è a livelli inimmaginabili e insostenibili, e abbiamo riorientato la formazione per adulti dalla formazione per quarantenni ad una formazione rivolta alla fascia di giovani che più che disoccupati sono spesso in realtà persone in cerca di prima occupazione, quindi la fascia che comprende 18-24 anni. E con risultati veramente notevoli, anche con nostra sorpresa devo dire. Una particolare soddisfazione ci ha dato in questi giorni il corso abbiamo fatto un corso di pizzeria che facciamo tutti gli anni, e gli stessi nostri ospiti che sono venuti a trovarci la settimana scorsa nell'occasione in cui abbiamo terminato il corso di pizzeria e inaugurato alcuni reparti della nostra struttura di Chioggia, hanno potuto di persona constatare che 2/3 se non 3/4 di ragazzi hanno già un'occupazione in tasca. Naturalmente l'occupazione è tanto e naturalmente noi siamo doppiamente felici. Siamo sì. doppiamente felici perché ovviamente significa che, come dire, il motore del mercato del lavoro, dell'economia si sta riprendendo o almeno i segnali che ci sta dando
c'è un minimo di movimento, ma soprattutto perché questi ragazzi erano felicissimi. Provate a immaginare un ragazzo che è arrivato a 24 anni e purtroppo ha finito la scuola ormai da 5-6 anni e non ha ancora trovato lavoro. Il trovare lavoro per lui è una soddisfazione incredibile, ma naturalmente la soddisfazione è della sua famiglia, è nostra, è di tutta la comunità. Ecco, quando un ragazzo trova lavoro non è solo la festa, la soddisfazione del ragazzo, ma deve essere una festa della comunità che gli sta attorno, della città che gli sta attorno, perché è assolutamente è un problema veramente anche personale oltre che professionale, ecco. Per cui questo ci ha reso particolarmente orgogliosi e, come dice l'assessore, ci spinge anche, ci motiva ad andare avanti anche nei prossimi anni su questo. Chiedo scusa se posso intervenire. No, assolutamente. Questo è un dato importante. Quando mi ha detto qual è il segreto, no, per questi centri di formazione soprattutto, e ho detto professionalità, questi ragazzi che hanno fatto questo corso non hanno fatto 40 ore di corso, ma ne hanno fatte 300 ore. E soprattutto hanno fatto un corso seguito attentamente da dei docenti validissimi. Quindi anche una garanzia da parte del datore di lavoro. E quando noi abbiamo invitato i commercianti da noi e c'è questa sinergia e loro si sono resi conto degli strumenti che utilizzano, i docenti come insegnano loro a fare, lo farei, anzi devo anche io prepararmi a come fare la pizza, no? Dico, e questo è importante perché poi alla fine chiaramente chi deve scegliere la persona viene da noi chi viene da un certo percorso formativo. Esatto. Dov'è che sono stati impiegati, lo sapete? Sì, ma certo, forse il direttore lo sa meglio di me. Pizzerie al taglio e ristoranti. Perché nella zona sempre? Nella zona, sì. Quindi anche fortunati, insomma. Sì, anche se qualcuno, ovviamente adesso parliamo della stagione, ma qualcuno poi si sposterà, finita la stagione, si sposterà anche per fare anche altre esperienze. Qualcuno già ci accennava all'estero, ma questa è una caratteristica che si ripete anche negli anni, nel senso che c'è una richiesta anche all'estero. Difatti oggi sono qua, ma questa mattina c'è un incontro al CFP, compresi anche i nostri pizzaioli che hanno terminato, per presentare le opportunità all'estero tramite l'Eures, cioè è un'opportunità che tramite la provincia di Venezia di mettere in relazione le banche dati di diversi stati, perché noi abbiamo una richiesta da parte di Londra, Germania, eccetera. Noi abbiamo dei ragazzi a Londra che puntualmente quando tornano ci vengono a trovare. Ma poi penso più che mai penso nel settore enogastronomia, fare esperienza anche fuori dal territorio, è completa la figura. Però no? vede, abbiamo parlato di Eures, no? Praticamente è un modo, questo tutto nostro, chiaramente, perché abbiamo anche qui pensato di inserire una persona, una nostra collaboratrice che si occupa di Eures, appunto proprio perché effettivamente dà l'opportunità a far capire cosa c'è all'estero. Insomma, questo vuol dire sinergia. Ecco quando io dicevo con le associazioni di categorie che manca. Io chiedo scusa, ma purtroppo devo dire questo perché poi alla fine chi è disoccupato soffre. E io lo vedo, io purtroppo ahimè, l'ho visto e lo sto vedendo da 5 anni. Troppi numeri, troppe persone che sono disoccupate. Allora, che cosa, Assessore, questa è una questione proprio politica, lei ha parlato di associazioni di categoria, che cosa si deve innescare, quale meccanismo? Cioè, perché giustamente il datore di lavoro, che nella fattispecie appartiene alla categoria dell'APPE anziché alla Confcommercio, anziché tutto il mondo che esatto, io non voglio andare a... vede come prepara un istituto professionale, esatto. quindi di conseguenza dice questi sono ragazzi di cui ci si può fidare, questo anziché quello, però comunque sono formati bene, hanno i presupposti fondamentali, no? Però questo non avviene di default assolutamente, quindi normalmente quando c'è una pasticceria che ha bisogno di un pasticcere, un ristorante, di uno chef, di un cuoco, quello che è, va a parare in altri ambiti, no? A cercare. Certo. Invece dovrebbe essere automaticamente che si rivolge a chi può dare manodopera qualificata, perché manca questo gradino. Ma ripeto, quando esistono le associazioni di categoria. Esistono le associazioni di categoria, esistono le strutture competenti come quelli dei centri di formazione professionale, oggi provincia, domani città metropolitana, non so cosa succederà. Dopo vedremo che cosa si prospetta. Non so cosa succederà, però dico, bisogna essere, come dire, non lo so, forse sono gelosi, forse non hanno
hanno paura, diffidenza nelle istituzioni, forse anche questo, cioè forse avere anche più coraggio e soprattutto venirle a visitare queste strutture e rendersi conto, come hanno fatto gli amici dell'Ascom di Chioggia, a vedere come si lavora a Chioggia o come lavoriamo, o come lavorano a Marghera o a San Donà di Piave. Dovrebbero fare questo. Non è facile e mi rendo conto che anche io 5 anni fa ho fatto fatica, infatti come dire, poi stravolto dalla crisi noi dovevamo gestire una barca di vertenze, poi dopo se vuole ne parliamo anche, è per questo che ci siamo orientati su tutt'altra cosa e ripeto, i centri di formazione per me è stata politica attiva perché oggi ci sta dando questi risultati da politica attiva. Ecco, Presidente, lei come esperienza e tanti giovani che adesso si intraprendono strade diverse oppure restano anche inattivi perché veramente non sanno dove sbattere la testa. Lei non ha solo formazione nell'ambito dell'alberghiero, enogastronomico, ma in vari ambiti. Cosa si sentirebbe di consigliare? Beh, e quindi il titolo di studio benedetto, sto pezzo di carta, paga oppure no? La domanda il titolo di studio paga nella misura in cui anche la nostra qualifica paga nella misura in cui innanzitutto uno sia applicato, cioè nel senso che il titolo vuol dire studiare. Intanto deve apprendere le nozioni, ma naturalmente poi bisogna apprendere la modalità del lavoro, perché la modalità dello studio è una cosa, quando sono nella parte teorica è una cosa, ma la parte lavorativa è fatta di relazioni umane, è fatta di comunque voglia di crescere e voglia anche di investire loro stessi. Qualcuno a volte mi dice ma vado in quel posto con la borsa di studio che mi danno, mi pago a malapena le spese. Beh, questo non può durare per tutta la vita, ma è logico che quando uno è all'inizio è un investimento. Io ho fatto l'università, è stato un investimento che ho fatto all'università, mentre all'università non ci guadagnavo, ma ho fatto un investimento per la mia vita futura e oggi ne trago i frutti. Quando uno ha una certa età ed è all'inizio della carriera, deve naturalmente capire che deve andare a scegliere anche i posti, non può limitarsi al baretto davanti casa o al chiosco delle granatine in spiaggia. Senz'altro quello è per la stagione, ma dopo d'inverno, ad esempio, deve scegliere le località dove andare in locali dove si fa cultura enogastronomica nel caso specifico, ma lo stesso è poi per chi va a lavorare in officina o stesso per chi va a lavorare in altri ambienti, insomma, deve investire all'inizio. Naturalmente poi le aziende devono capire che questo investimento che il ragazzo chiede poi deve essere compensato. Non si può pretendere di avere sempre stagisti a vita, perché tutti quanti poi mi vengono a chiedere anche in stagione un professionista bravo, bello, capace, ma quando la stagione dura 15 giorni è chiaro che questi ragazzi non campano con 15 giorni di stagione, devono anche avere una continuità. Ecco, una delle cose che è venuto a trovarci qualche settimana fa un nostro ragazzo che ha 30 anni e che lavora a Londra. Oggi lui è capo sommelier in un noto ristorante di Londra, dietro Buckingham Palace, per capirsi, ha come cliente ordinario Bernie Ecclestone, il presidente di Rolex e altro. E mi diceva, la differenza che noto tra l'Italia e qua è che in Inghilterra investono, cioè l'azienda stessa investe su di me, è l'azienda che mi ha preso, si è fidata e che mi ha mandato a fare i corsi. Mi ha mandato naturalmente chiede un contraccambio, chiede che io rimanga in quel posto per 2 o 3 anni finché rientra dell'investimento, però l'azienda investe su di me. E lui oggi... E così le aziende crescono? Le aziende crescono, adesso anche lui ha altre opportunità, ma certo noi vediamo questi ragazzi che sono passati da noi 5-6 anni fa, che vanno in giro per il mondo a comprare bottiglie di vino da 3.800 euro, ci riempie di soddisfazione, perché voglio dire, il lavoro che noi abbiamo fatto vuol dire che è servito a qualcosa e che non è stato pura teoria o puro nozionismo, ecco. Tanto il lavoro fatto però intanto l'elevaggiamento di aziende che sono più attente, guardano oltre. Allora, continuiamo a parlare di questi argomenti e subito dopo la pubblicità tra pochi secondi. Se volete approfittarne, chiamare o mandare i vostri messaggi potete farlo.